La pesca del Veneto è in ginocchio per il caro gasolio e non solo. Questa mattina una flotta di pescherecci ha manifestato al canale della Giudecca a Venezia per chiedere aiuto alle istituzioni. Lavoratori ACTV in rivolta si preparano alla grande mobilitazione dopo l'ennesimo incontro saltato con i vertici aziendali e la prevista soppressione di 3 linee in appalto alla Trevigiana Mom. Crisi Superjet per i 140 dipendenti di Tessera, sbloccati gli stipendi di aprile, ma resta ancora l'incognita per le buste paga di maggio. È morto a soli 9 anni a causa di un tumore al cervello che in 6 mesi lo ha ucciso. Lutto a Concordia Sagittaria per la scomparsa del piccolo Leonardo, figlio del dirigente calcistico Giorgio Rizzetto. Positiva la cocaina e questo l'esito del test sulla neonata di 5 mesi di Chioggia, ricoverata da giorni in terapia intensiva a Padova. Il saluto e gli auguri del sindaco Armelao. Presunto caso di mala sanità, si indaga per omicidio colposo dopo la morte di Enzo Stevanato, 61enne di Martellago. Oggi l'autopsia. Sono 3.500 le firme raccolte a Venezia contro il trasferimento di alcuni servizi sociosanitari da Ca' Giustinian all'ospedale civile. Martedì la petizione sarà consegnata in regione. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione veneziana dei nostri telegiornali ancora una volta il grido d'allarme che arriva dal mondo della pesca. Questa mattina una flotta di pescherecci ha manifestato al canale della Giudecca. Una flotta di pescherecci provenienti da diverse località della costa veneziana solca le acque della laguna di Venezia. L'approdo è alle zattere per manifestare davanti alla Capitaneria di Porto il disagio di un'intera categoria messa in ginocchio dal caro gasolio. Ma se avanti così chiudiamo qua, non c'è niente da fare. Sì, abbastanza, a me non ho mai visto, mi 32 anni che comando, non ho mai visto una situazione del genere. Per prendere 50 euro ci vogliono dai 6.000 ai 6.500 euro di pescato. Non è che l'Adriatico quest'anno ci offra tutto questo pesce, fra la mucilagine e le meduse non è stato possibile lavorare, non è possibile lavorare. Io a fine mese non so come che pagherò il mutuo. In Veneto la pesca è stata fino ad ora un settore floridissimo che guida il paese anche nella protesta di questi mesi. Dal governo sono arrivati 20 milioni di euro di sostegni, la necessità di intervenire è evidente. Abbiamo calcolato che se noi mettiamo insieme tutte le industrie della pesca e noi non vediamo né la Fiat, nessuna industria, è che purtroppo siamo suddivisi. Noi siamo a Chioggia, siamo circa 280 barchi con 4 persone di equipaggio, quindi ci sono già 1000 persone di equipaggio là, permanente e tutto quanto. L'indotto e tutto quanto, poi se andiamo a vedere l'indotto e tutto quanto, ci saranno circa 3.000 persone, 3.500 persone che ci gira tutto quanto il mondo della pesca. Una delegazione di manifestanti è stata ricevuta da esponenti della prefettura e della capitaneria. A portare il sostegno della politica un fronte bipartisan di consiglieri regionali chioggiotti, Erika Baldin del Movimento 5 Stelle, Jonathan Montanariello del Partito Democratico e Marco Dolfin della Lega, il sindaco di Chioggia Mauro Armelao e altri primi cittadini. Il distretto ittico di Chioggia-Rovigo, parliamo di 1 miliardo d'euro all'anno, quindi insomma credo che tra naturalmente la trasformazione e tutto, parliamo di numeri veramente importanti. Noi abbiamo tra i molluschi e la pesca in mare abbiamo 1.700 addetti solo a Porto Tolle, metà sono donne tra l'altro. Io provengo da una famiglia di pescatori, no? Faccio un'altra professione, però ho visto mio fratello e mio nipote fermare il peschereccio. Si ferma la tradizione, la storia di una famiglia che ha vissuto di pesca per più di 100 anni. Ecco, è riportato questa crisi a tante famiglie. Ma non c'è pace nemmeno per i lavoratori ACTV, anche per loro oggi ennesima mobilitazione. L'azienda sul servizio automobilistico ha deciso di affidare la linea 8E, la 14E e la 9E alla MOM di Treviso, però tenendosi i contributi. Pesanti le accuse nei confronti di ACTV da parte del Sindacato Generale di Base, secondo il quale le citate linee, riferite rispettivamente alla tratta Treviso-Venezia confermata a Mestre, Piazzale Cialdini, quindi Casale, Quarto d'Altino, Marcon Mogliano e la linea extraurbana 9E, verrebbero soppresse per essere affidate all'azienda dei trasporti pubblici della provincia di Treviso a contributo zero,
perché, dicono, la quota dei chilometri del Fondo Nazionale resterebbe nelle casse di AVM CTV. E quindi privando un collegamento importante diretto Treviso-Venezia. Sindacato che, volendo chiedere chiarimenti anche al riguardo, si è visto annullare all'ultimo minuto il previsto incontro odierno delle 14.30 con i vertici aziendali CTV e AVM e procrastinato dagli stessi a mercoledì della prossima settimana, 1 giugno. MOM, nel frattempo, con il suo presidente Giacomo Colladon, rispedisce al mittente le accuse del previsto appalto. È ancora tutto in fase embrionale e da definirsi replica. Ma CTV, per problemi loro organizzativi, a seguito anche di indicazioni della città metropolitana, sta riorganizzando il suo servizio, come è giusto che sia che lo faccia un'azienda di trasporto pubblico, e ha fatto una proposta. La proposta è quella di interrompere il servizio a Moriano. Ovviamente abbiamo fatto degli incontri tecnici con i tecnici di ACTV e la valutazione se interrompere o no, siamo ancora all'inizio a discutere, nel senso che deve essere interessato anche l'ente di governo di Treviso, che dovrà dire la sua. Lavoratori a CTV in mobilitazione con piloti, autisti e capitani che chiedono inoltre maggiori tutele, specie contro violenti e balordi, dopo l'ultima aggressione subita pochi giorni fa insieme alla tragedia che ha colpito il collega del porto. Veniamo tutti i giorni colpiti a parole e anche a livello fisico dalle persone che sono esasperate da un trasporto pubblico che non è idoneo a una città così numerosamente visitata come è Venezia. Sempre i temi del lavoro in primo piano con la protesta questa mattina in prefettura a Venezia dei 140 lavoratori della Superjet. Per loro c'è una buona notizia perché stanno arrivando gli stipendi di aprile, ma restano i dubbi su maggio e non solo. In queste ore sono arrivati nei conti correnti dei lavoratori i primi bonifici arretrati per la busta paga di aprile. Oggi, in realtà, per essere in linea, gli stessi lavoratori avrebbero dovuto ricevere anche la mensilità di maggio, ma questo intanto è già un primo passo. L'incontro del prefetto a Venezia di questa mattina ha quindi sortito i primi effetti positivi per i circa 140 lavoratori dell'azienda Superjet di Tessera, leader nel settore aeronautico. Un primo passo, ma ancora non basta e soprattutto non è scongiurato il rischio di gravi problematiche in futuro. I lavoratori e le lavoratrici Superjet International oggi sono stati in corteo a Venezia per andare alla convocazione del prefetto. Abbiamo rappresentato al prefetto la situazione molto difficile e complicata che stanno vivendo 140 famiglie in questo momento, blocco degli stipendi e soprattutto l'incertezza più assoluta riguardo alla possibile continuazione occupazionale. Superjet, lo ricordiamo, è un sito e un'azienda che lavora nel campo dell'aeronautica. L'azienda ha capitali e una governance a maggioranza russa per il 90%. Il conflitto in Ucraina ha fatto scattare delle sanzioni, perciò i conti correnti della società, pur avendo disponibilità di fondi, non hanno potuto erogare gli stipendi e da marzo erano saltate 2 mensilità. La preoccupazione continua, ma la prefettura, come ufficio territoriale del governo, ha assicurato che sta seguendo la vicenda. Eccellenze di professionalità molto alte che non devono essere disperse sul territorio, ma che devono continuare a operare nell'ambito dell'aeronautica, nell'ambito di Leonardo, che è la società che partecipa con un 10% a Superjet e che ci auguriamo si faccia carico di queste famiglie, di questi lavoratori e delle loro continuità occupazionali. La cronaca ci porta nel Veneto orientale, dove è morto a soli 9 anni a causa di un tumore al cervello che in 6 mesi lo ha ucciso. Lutto a Concordia Sagittaria per la scomparsa del piccolo Leonardo, figlio del dirigente calcistico della Iulia Sagittaria di Concordia, Giorgio Rizzetto. Il bimbo che ha lottato fino all'ultimo con coraggio è spirato stamane all'ospedale di Padova. Leonardo frequentava la 4ª elementare alla scuola primaria Rita Levi Montalcini di Concordia. Sulla pagina Facebook della Iulia Sagittaria è apparso un post di vicinanza al dramma della famiglia. Non ci sono parole per descrivere quanto accaduto. Un forte abbraccio al fratello Riccardo, al papà Giorgio, nostro dirigente, e alla mamma Valentina. Queste le parole. I funerali saranno celebrati lunedì alle 16 in cattedrale di Santo Stefano a Concordia Sagittaria.
positiva alla cocaina. Questo l'esito del test sulla neonata di 5 mesi di Chioggia ricoverata da giorni in terapia intensiva a Padova. A questa piccolina arriva il saluto, arrivano gli auguri del sindaco di Chioggia, Armelau. La bimba di 5 mesi di Chioggia, trasferita a Padova in terapia intensiva dallo scorso 9 maggio, è risultata positiva alla cocaina. Si ipotizza si sia trovata in un ambiente nel quale i genitori oppure dei conoscenti abbiano consumato la droga. Famiglia attenzionata e seguita dai servizi sociali della città, dice oggi il sindaco. Chiaro che mi auguro insomma, che emergano delle notizie ovviamente confortanti, ecco, per la bambina prima di tutto e poi anche per l'ambiente familiare. La piccola, trasferita dall'ospedale di Chioggia a Padova per un'emorragia cerebrale, presenta tracce dello stupefacente nei capelli e sulla pelle. Secondo i sanitari e dall'esito del test non deriverebbero da un'assunzione, bensì da un contatto esterno con la sostanza. E noi siamo pronti ad intervenire ed aiutare le persone. Sul corpicino della bimba, inoltre, sarebbero stati notati anche dei traumi. Ciò che si vuole chiarire ora è se la neonata sia stata vittima o meno della sindrome del baby shake, ovvero lo scuotimento violento e continuo per farla smettere di piangere, oppure se si sia trattato di una semplice disattenzione. La Procura di Venezia ha aperto un fascicolo, al momento senza ipotesi di reato e senza indagati. La speranza e gli auguri di un graduale ritorno alla normalità per la piccina da parte del sindaco Armelau. Mi auguro che la bambina possa star meglio, possa guarire, star bene e possa ritornare a Chioggia, insomma, a giocare con i propri amici. E si indaga per omicidio colposo dopo la morte di Enzo Stevanato, 61enne di Martellago, molto noto anche a Mogliano nel Trevigiano. Quello che sembrava un banale polipo alla narice gli è stato fatale. In queste ore si è svolta anche l'autopsia. Nel caso di specie la lista di attesa, ahimè, era di oltre un anno. E questa lungaggine è anche un po' figlia del periodo post-Covid che stiamo vivendo tutti quanti, perché ovviamente ci sono tanti interventi che sono stati procrastinati a causa dell'emergenza sanitaria e ovviamente però gli interventi dopo si vanno ad accavallare l'uno con l'altro. È un effetto domino quello che avrebbe portato alla morte di Enzo Stevanato, 61 anni di Martellago, una vita in DeLonghi e una passione per la pesca portata avanti con il Lenza Club di Mogliano. A dicembre 2021 quella che sembrava una scoperta tutto sommato banale, un polipo alla narice, è in questo momento che viene inserito nella lista d'attesa dal reparto di otorino-laringoiatria di Mirano, tempistica prevista per l'appunto un anno con la raccomandazione di contattare il medico curante in caso di peggioramento che purtroppo c'è stato. Stevanato cerca di mettersi in contatto con il dottore, ma quest'ultimo è in ferie, il naso continua a sanguinare. Venerdì 13 maggio viene portato in pronto soccorso, ma rimandato a casa sempre in attesa del rientro di quel medico. Il giorno dopo, sabato, il copione si ripete alle 18, secondo accesso al nosocomio, ma non ci sono otorini. Stevanato ritorna al mattino di domenica, gli viene sostituito il tampone e anche qui viene rimandato a casa. Lunedì finalmente la visita in reparto, si decide di intervenire con il bisturi, ma con scarso successo. L'uomo viene ricoverato e martedì avvisa la sorella che ci sarebbe stato un nuovo intervento l'indomani. Mercoledì la donna si reca di persona in reparto e non lo trova in stanza. Le dicono che si trova in emodinamica per un esame e viene invitata a richiamare giovedì. Venerdì l'epilogo, il 61enne si trova nel suo letto, alle 9:40 chiama la sorella e le chiede di portargli un paio di ciabatte. Pochi minuti dopo il dramma, Enzo sta male e sono inutili tentativi di rianimarlo per 45 minuti. Alle 11:30 viene dichiarato il decesso. I familiari presentano un esposto ai carabinieri di Dolo chiedendo e ottenendo un'autopsia. L'esame è stato svolto nelle ultime ore, si presume una patologia di natura cardiocircolatoria, ma si devono attendere gli esami istologici per avere risposte certe. L'ipotesi di reato formulata dalla Procura veneziana e al momento contro ignoti è omicidio colposo. Una proposta di legge per evitare che chi commette reati gravi contro le persone, compresi i reati stradali, possa scontare la sua pena vicina alle vittime e ai familiari di quest'ultime. Il documento è stato presentato questa mattina a Musile di Piave, territorio dove c'è un grave problema di convivenza già altre volte segnalato. Facciamo il punto.
Chi ha commesso il reato e oggi si trova agli arresti domiciliari, qualora crei una sorta di turbamento psichico o anche proprio di natura sociale in un territorio, gli vengono attribuiti gli arresti domiciliari ove possibile fuori dal comune oppure da una certa distanza da dove abitano le vittime. È questo il principio della modifica al codice di procedura penale presentato in municipio a Musile di Piave, evitare quindi che chi si è macchiato di un reato possa vivere accanto, seppur agli arresti domiciliari, alle vittime o ai loro familiari. A Musile è quello che capita ogni giorno, è qui che risiede buona parte dei familiari dei 4 angeli, i 4 ragazzi morti nel luglio 2019 nei pressi di Jesolo, ed è sempre qui che abita anche il giovane che li ha prima speronati in auto per poi darsi alla fuga. Condannato in secondo grado e in attesa della Cassazione, è agli arresti in casa. Romina Ceccato è la mamma Coraggio che da 3 anni si batte per la sicurezza stradale. Noi l'abbiamo qua e vederlo ci fa male e la ferita non si rimargina mai, cioè la ferita non si rimarginerà, ma sul senso metabolizzare che si possa fare qualcosa. Un problema per la famiglia ma anche per la comunità, da qui il sostegno del sindaco al progetto di legge. Lo si vedeva ad esempio in terrazza a fumare piuttosto che conversare con la compagna sempre in terrazza, quindi una situazione che per chi ha subito una cosa del genere, che è la morte di un figlio, è una cosa inaccettabile. Non è facile a livello emozionale trasmettere questa sensazione e quindi è giusto che venga in qualche modo quantomeno evitata la vista di questa persona, e credo che sia importantissima per le famiglie avere questo distacco quantomeno fisico con chi ha causato il dramma. Resta l'altro tema di fondo, quello della sicurezza stradale più in generale, fatto di repressione da un lato, informazione dall'altro. L'importanza della sicurezza, della cintura addirittura, perché ci sono persone adulte che vengono quotidianamente multate perché non indossano la cintura di sicurezza, quindi instillare la cultura della sicurezza sia per se stessi che per gli altri credo che sia un qualcosa che deve partire proprio da piccolini, quindi dalle scuole. I temi della sanità ci riportano in Laguna, dove sono 3.500 le firme raccolte contro il trasferimento di alcuni servizi sociosanitari da Ca' Giustinian all'ospedale civile. Martedì la petizione sarà consegnata in regione. Abbiamo raccolto solo con i banchetti, soprattutto in questa postazione davanti alla sede distrettuale del GB Giustinian, 3.500 firme. Però al di là della quantità delle firme, a noi importava informare i residenti che purtroppo stiamo perdendo un altro pezzo di sanità pubblica. È stata massiccia l'adesione alla raccolta firme contro il trasferimento dei servizi sociosanitari dal Giustinian all'ospedale civile di Venezia. Martedì pomeriggio una delegazione del Movimento per la difesa della sanità pubblica veneziana consegnerà la petizione all'assessore regionale alla sanità a Palazzo Balbi. Effettivamente basta fermarsi qualche minuto al banchetto allestito davanti alla struttura per rendersi conto di quanto la tematica sia sentita. Stanno firmando tutti e l'esperienza che noi abbiamo accumulato è che c'è anche tanta gente che viene dalla terraferma, perché evidentemente trovano un posto più libero, soprattutto per le visite specialistiche qui al Giustinian. E un'altra cosa che abbiamo capito dalle firme è che questa struttura è molto frequentata. Il trasferimento dal Giustinian all'ospedale civile non è previsto per tutti i servizi sociosanitari, ma la questione per i proponenti la raccolta firme è di fondo. Noi non siamo d'accordo perché un conto è l'assistenza ospedaliera, un altro conto è l'assistenza territoriale. La politica con una proposta che arriva dal Partito Democratico del Veneto, quella di fermare l'emorragia di talenti e bloccare la dispersione scolastica. Vediamo come. Esperienze dirette fatte dagli studenti sia in ambito lavorativo che universitario, utilizzando lo strumento dell'apprendistato e la mobilità interregionale, ricalcando su scala nazionale il modello del programma europeo Erasmus. Il Partito Democratico Veneto lancia la sua proposta di orientamento attivo per rendere più efficace la scelta del percorso di studi e lavorativo dei ragazzi. Con questa proposta vogliamo fare in modo che nelle scuole, con le organizzazioni sindacali, con le organizzazioni datoriali, si possa giungere ad un'intesa
che determini che se uno studente lo vuole può fare questo tipo di orientamento, non più passivo ma attivo. Una proposta, quella dell'orientamento attivo, che parte dalla situazione attuale, che vede le imprese venete alla ricerca di manodopera, ma spesso si scontrano con la mancanza di profili qualificati. Da qui la necessità di migliorare il percorso formativo dei giovani, un tema che il PD vuole discutere in Consiglio regionale. La nostra proposta è dunque quella di modificare, invertire la mentalità dei processi di formazione, che devono diventare attivi, dove cioè i ragazzi diventano il protagonista responsabile e consapevole di ciò che sarà il suo ingresso nel mondo del lavoro, perché siamo convinti che anche attraverso questa responsabilità passi una miglior possibilità di trovare occupazione e soprattutto la garanzia di trovare un lavoro migliore in termini di retribuzione e di garanzie di tutele. La proposta di orientamento attivo è rivolta anche al mondo universitario per arginare il numero crescente di giovani che non studiano e non lavorano. Anche qui pensiamo a moduli che si realizzano durante il quinquennio, dove il ragazzo comincia a respirare l'aria dell'università, verifica se la sua strada è quella giusta o se invece va cambiata. Ritorniamo a Venezia per parlare di tutela ambientale. Chi inquina deve pagare. La Regione ha gli strumenti per rivalersi dei costi sostenuti per le bonifiche dei siti inquinati a seguito di reati ambientali che interessano la Laguna di Venezia e il suo bacino. L'obiettivo: recuperare i soldi pubblici che sono stati investiti per le bonifiche, in stretta collaborazione con il Comando regionale dei Carabinieri Forestali del Veneto. Essendo una regione ad alta densità di popolazione, essendo una regione particolarmente evocata all'attività agricola, economica, industriale, chiaramente in termini matematici è chiaro che i reati ambientali sono di gran lunga i reati che ci preoccupano in modo particolare. Nell'ambito dei fondi di competenza regionale della legge speciale per Venezia, destinati più di 10 milioni di euro per la bonifica di siti contaminati in alcuni comuni ricompresi nel bacino scolante della Laguna di Venezia, tra i quali nel veneziano Salzano, Marcon e Venezia, solo per citarne alcuni. Le ultime attività in particolare che abbiamo svolto sono legate al traffico dei rifiuti ed è un'attività che svolgiamo anche con grande fatica ma con grande determinazione e che ha portato recentemente dei risultati di grande rilievo, ovviamente sotto l'egida della Direzione Distrettuale Antimafia. Nell'ambito delle attività di monitoraggio ambientale, sempre nel contesto della legge speciale per Venezia, avviata una sinergia tra Carabinieri Forestali, Regione del Veneto e ARPAV, al fine di controllare la qualità delle acque della laguna. Ha la necessità di essere assolutamente coccolata dal punto di vista della pressione antropica, perché anche questo ovviamente ha un'incidenza non piccola sull'ecosistema e deve essere particolarmente protetta in tutta la sua area e in tutte le sue zone di interesse comunitario, che sono particolarmente importanti e particolarmente delicate. Da Venezia e provincia è davvero tutto anche per questa edizione. Vi lascio le previsioni del tempo. Buona serata. Siamo aperti! Chef Alberto vi aspetta con la bontà dei suoi piatti e la sicurezza dei nostri locali. Locanda Ponte Stella al Borgo, a Casale sul Sile. Bentrovati al meteo. Abbiamo assaporato giornate soleggiate e calde. Nel weekend cambia tutto. Un fronte freddo irromperà dal nord Europa, arriveranno temporali anche forti, vento e un brusco calo termico. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di sabato 28 maggio ci mostra una situazione variabile, sarà buono al mattino, poi nuvolosità in aumento, specie dal pomeriggio sono attesi rovesci un po' dappertutto. Attenzione a possibili fenomeni anche intensi e locali grandinate, venti moderati da nord-est. Temperature, come detto, in sensibile diminuzione, lo vedete, minime tra 12 e 15 gradi, massime invece comprese tra i 23 e i 28 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso piogge sparse e intermittenti, in genere moderate sulla zona montana e sulla costa, più deboli in pianura. Soffierà bora moderata forte nella notte a Trieste. Temperature minime sui 12-14 gradi, massime sui 24-25 gradi.
Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà parzialmente soleggiato al mattino. Rovesci diffusi, anche intensi, temporali al pomeriggio e in serata. Temperature minime intorno ai 14 gradi, massime sui 27-29 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. Siamo aperti! Chef Alberto vi aspetta con la bontà dei suoi piatti e la sicurezza dei nostri locali. Locanda Ponte Stella al Borgo, a Casale sul Sile.